Buongiorno a tutti, non ci conosciamo, io sono Andrea Favaro, lavoro qui in Arsenal e sono coinvolto in Escape per la parte di valutazione di impatto. Per cui adesso sarò veloce, mi prendo 20 minuti un po' per spiegarvi che cosa comporta, che cos'è e perché siete coinvolti. Quindi vedremo sia il ruolo che gli obiettivi e le modalità di svolgimento e anche dei risultati delle proiezioni che sono state fatte. Per quanto riguarda il ruolo della valutazione di impatto, serve a mettere in luce i benefici di un progetto, a far vedere che crea efficienza e efficacia. È stato così per il primo Escape, infatti nel 2001-2003 l'US9 di Treviso, che è implementato per prima il progetto, ha fatto fare una valutazione di impatto da parte dell'Università Bocconi che è stata molto solida, ha portato dei risultati molto pesanti, per cui è stato ammesso al riuso la soluzione Escape. Ed è per questo che oggi c'è Veneto Escape e lo scopo nostro sarà da un lato di ricontestualizzare i risultati che già erano stati messi in luce, quindi adattarli alla realtà veneta e poi anche ampliare la valutazione dalla dimensione economica a una dimensione più completa, quindi per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ambientale e sociale andiamo a prendere in considerazione anche questi aspetti. Ecco, che obiettivi ha la valutazione di impatto? Come si diceva, per noi l'obiettivo si spacca in due, andremo a quantificare i benefici sia in termini di nuova efficienza generata sia in termini di adattamento dei risultati già pubblicati. Lo faremo, lo abbiamo già fatto, già iniziato a fare studiando i documenti già pubblicati dalla Bocconi e sono valutazioni di impatto molto corpose, tra l'altro anche di dominio pubblico, alcune parti, quindi potete consultarle anche voi. Abbiamo sviluppato ulteriormente la metodologia, DigitPA adotta una metodologia di monitoraggio dei progetti uniforme, che si tratti di progetti in ambito sanitario piuttosto che amministrativo in generale per la PA. Ci sono degli indicatori che vanno a monitorare sia l'avanzamento che l'esito che un progetto genera. Ovviamente noi abbiamo adattato questi indicatori al nostro caso, quindi alla gestione digitale del documento clinico e l'abbiamo implementato e poi vedremo come nel prosieguo della presentazione. Abbiamo poi formalizzato anche tutto questo nostro approccio alla ricerca in un protocollo di studio. Ecco, per quanto riguarda lo studio delle valutazioni passate, abbiamo anche dato un'occhiata alla letteratura. E non c'è nessuno studio in letteratura, stando a novembre 2011, in cui abbiamo fatto l'ultima ricerca, che affronti questo tipo di problema, cioè una digitalizzazione dei effetti clinici. Non ci sono studi che ne valutano poi l'impatto, quindi a tuttora non siamo nella terra di nessuno da questo punto di vista. Per cui a maggior ragione ripercorriamo le ricerche che sono state fatte da Bocconi, qui vediamo anche l'elenco. Già nel 2001 fino all'ultimo documento ce l'abbiamo nel 2004. Questi sono i documenti che US9 e Università Bocconi hanno prodotto e che riguardano appunto la quantificazione degli impatti del primo progetto Escape sull'US9. Ecco, come abbiamo sviluppato la metodologia impiegando gli indicatori del DigitPA? Abbiamo preso questi indicatori dal manuale 12 sulla valutazione dell'impatto dei progetti. Questi indicatori sono sottoinsieme, si chiamano indicatori di esito generato, si suddividono in 3 aree di impatto, cioè vanno a sondare l'efficienza, l'efficacia e l'aspetto sociale di un servizio. E a loro volta si suddividono anche in diverse tipologie di impatto, per cui andiamo a vedere per quanto riguarda l'efficienza e i benefici monetizzabili. Dov'è che genera valore un servizio innovativo? Quindi andremo a calcolare le risorse che vengono risparmiate, le quantificheremo, le monetizzeremo. E per quanto riguarda l'efficacia può manifestarsi una riduzione del carico di lavoro sicuramente, perché la gestione di un documento digitale rispetto al cartaceo
È dimostrato anche dagli studi dell'Università Bocconi che riduce in termini operativi la quantità di lavoro che si deve fare per portare a termine un output, un documento, un referto, eccetera. E anche in termini di soddisfazione degli utenti, perché gli diamo un nuovo livello di servizio, dei servizi che presumibilmente generano una maggiore comodità dell'utente, come lo scarico online ad esempio. E poi vedremo anche la partecipazione dei cittadini, cioè quanto si riesce a far utilizzare il servizio al cittadino. Poi vedremo anche quale indicatore lo farà. Ecco, giusto per avere un altro focus, questi sono gli indicatori, non mi aspetto che riusciate a leggere nelle caselline perché è un po'... Però insomma qui vediamo come si suddividono nelle 3 aree di efficacia, quindi efficacia, efficienza sociale, e poi ogni indicatore va a sondare un aspetto peculiare, per cui ad esempio nei benefici monetizzabili andiamo a sondare i risparmi del personale, nei costi vivi, la semplificazione dei processi tramite il livello di reingegnerizzazione di un processo, e anche la percentuale di documenti scambiati ad esempio tra i servizi. Ecco, non entro troppo nel dettaglio perché altrimenti comunque questa è la logica, l'approccio. Okay. E qui vediamo per quali indicatori serve il cruscotto di monitoraggio, perché noi useremo i dati del cruscotto di monitoraggio per calcolarli questi dati, questi indicatori, e ottenere una percentuale che ci mostra in che misura è stato raggiunto un certo obiettivo, ad esempio in quale misura è stato implementato un servizio previsto dal progetto Veneto Escape, o in quale misura abbiamo raggiunto la popolazione, quindi che percentuale di veneti ha usato lo scarico online, o anche che percentuale del bacino d'utenza di una singola azienda ha usato lo scarico online. Okay. Quindi abbiamo formalizzato questo approccio in un documento, un protocollo di studio, che prevede un'analisi quantitativa, come si diceva, sui dati raccolti tramite i vostri questionari, tramite il cruscotto, e una parte qualitativa, quindi delle interviste a operatori per capire come cambia poi il modo di lavorare dell'operatore in ospedale piuttosto che allo sportello. L'ambito d'analisi è ristretto ai referti clinici, alcuni referti clinici, alcuni documenti clinici come ad esempio verbali di pronto soccorso o lettere di missioni. È ristretto ad alcune unità operative eroganti e richiedenti, perché non potremo sondare tutte le unità operative, e andremo anche poi a vedere i cittadini utenti come percepiscono il servizio, se fa piacere o non fa piacere, cosa c'è da migliorare, eccetera. Lo studio, giusto per specificarlo, prende sempre il punto di vista dell'azienda, quindi è concepito per mostrare alle aziende sanitarie quanto ci risparmiano loro, che miglior servizio danno, perché risparmiano, cioè da dove deriva. Anche perché molto spesso non si tratta di risparmi vivi, ma di risparmi in termini di costo-opportunità, e questo è difficile anche capirlo, nel senso, mentre se smettiamo di stampare, smettiamo di comprare le cartucce, quello può essere un risparmio vivo, di un costo vivo che si sarebbe manifestato. Se io faccio lavorare in modo più efficiente una risorsa umana, anche del 25%, che sembra poco, poi in realtà quella risorsa lavorerà di più, ma non è che si manifesta in modo troppo chiaro questa maggiore produttività. Quindi andiamo anche a sondare a mettere in luce questi aspetti. È uno studio a specchio, perché confrontiamo la situazione ex ante con quella ex post rispetto al progetto Veneto Escape. Quindi, come si diceva, usiamo il cruscotto per rilevare dei dati, mapperemo i workflow ex ante e ex post, quindi anche i flussi informativi, rileveremo i tempi di refertazione e fruizione dei referti, e valorizzeremo anche le risorse che si usano e che non si usano più per vedere dove si risparmia, e anche valuteremo l'impatto sull'operatore e sul cittadino. Se vogliamo vederla sotto il punto di vista dei domini, per capire cosa ci entra in questa valutazione, c'è un dominio economico chiaramente che è stato ampiamente sondato dalla Bocconi e che andremo a risondare, aggiungendo a questo anche il discorso degli indicatori di GPA. C'è un dominio ambientale, soprattutto legato alla carta, che non si usa più teoricamente, perché se uno giustamente gli arriva a casa il referto, lo stampa, è un discorso, cioè anche lo specialista o all'interno del reparto aziendale, se invece di guardare il referto a video poi lo stampa,
questo per noi non possiamo saperlo, per cui ipotizzeremo un utilizzo corretto anche del sistema. E ecco appunto il dominio ambientale, anche il risparmio rispetto alle emissioni di PM10 e CO2 derivanti dal fatto che il cittadino non si reca più allo sportello ogni volta che deve ritirare il referto. E rispetto al dominio sociale, l'impatto sulle dinamiche relazionali tra gli operatori e anche l'impatto sul cittadino. Per quanto riguarda obiettivi rispetto all'aspetto sociale, che è quello un po' più fumoso, mi rendo conto, abbiamo un'antropologa medica che si occupa di questo aspetto, che oggi è ammalata, quindi proverò a fare io una diapositiva su questo. Andrà a verificare il livello di recepimento della tecnologia, diciamo, quindi come l'operatore si approccia alla tecnologia, la rifiuta, l'accetta, è in grado di usarla o no, perché magari non è formato. Analizzare l'incidenza che ha la tecnologia sulle relazioni tra gli operatori, anche all'interno di un workflow, e valutare anche quali sono le barriere appunto che impediscono il deployment effettivo di una tecnologia. Ok, quindi riepilogando, cosa raccoglieremo? Raccoglieremo dei dati che andranno a calcolare indici di esito generato e li raccoglieremo tramite la piattaforma web e i questionari che poi verranno mostrati. Li compilerete voi all'interno delle aziende sanitarie e indagheranno appunto i 5 servizi, insomma, i servizi implementati da Venant Escape. Abbiamo portato anche dei risultati che rappresentano delle proiezioni di quello che è il risparmio effettivo realizzato dalle aziende. Qui abbiamo i dati della Bocconi più o meno di 10 anni fa. E vediamo come il progetto Escape all'US 9 è costato 500.000 euro in 4 anni, ha generato risparmi per 637.000 euro in questo orizzonte temporale, prevalentemente dovuto al migliore impiego delle risorse umane, quindi aumentata produttività degli operatori. Poi ci sono altre voci di costo che però sì, insomma, sono sicuramente meno rilevanti. Ok, questo invece è una stima che ha fatto la Fondazione CERM e Intesa San Paolo sulla proiezione del risparmio realizzato in US 9 sulla Regione Veneto. Risparmio dal punto di vista dell'azienda, quindi ancora risparmio delle ULS, e vediamo come a livello regionale si verifica un risparmio di quasi 8 milioni di euro in misura aggregata in regione. Ecco, c'è anche un risparmio per i cittadini, giustamente, per chi non si reca più a ritirare il referto. E questo è un dato dell'Università Bocconi, per cui in base al salario medio della provincia di Treviso, quella volta lo studio era fatto sull'US 9, è stato calcolato che in termini di costo opportunità del tempo del cittadino si risparmiano 12 euro in media a singolo referto scaricato da internet. Per cui calcolando anche la distanza media di percorrenza tra la persona e il luogo di ritiro del referto, il tempo d'attesa, si è arrivato a questa misura. A regime il risparmio della cittadinanza della Regione Veneto, ovviamente è una moltiplicazione di 12 euro per il numero di referti, si è stimato in 72 milioni di euro per i cittadini, sempre in termini di costo opportunità. Ecco, io chiudo qui, sono stato un po' veloce, ma avete alcune domande rispetto a quanto presentato? Ripeto, ci sono alcune domande, perplessità o chiarimenti su quanto presentato? Così come i costi, diversamente i costi sono stimati, sono oggetti di stima, avete dei criteri per... Allora, i costi vivi dell'azienda li abbiamo dalla rendicontazione per quello che riguarda gli investimenti. I costi all'interno del singolo workflow, che sarà l'unità di misura dell'analisi, saranno stimati con l'aiuto del controllo di gestione, cioè noi individuiamo le risorse che vengono impiegate per la produzione di un singolo output, che può essere il singolo referto o il singolo documento clinico. All'interno di questa analisi confrontiamo il prima e il dopo e calcoliamo il differenziale di risorse, poi moltiplichiamo il minor tempo, il minor materiale, il minor uso della stampante e lo valorizziamo con i dati che o ci dà l'azienda o li prendiamo dal valore di mercato, insomma. Allora, l'analisi ovviamente è fatta se il servizio Escape fosse a 360 utilizzato. È ovvio che la realtà aziendale, come diceva l'ingegner Denardi, non è poi questa.
in tutti gli aspetti. È ovvio che il progetto però pone le basi per riuscire ad arrivare al massimo della digitalizzazione di tutto quel flusso che è stato descritto. È nostro quindi dovere in questa sede riuscire a dare delle proiezioni di utilizzo al 360%. Poi abbiamo cominciato già ad analizzare in alcune realtà sanitarie che ovviamente ci sono dei problemi. Questi problemi sono dati dal fatto che molte volte la tecnologia non è recepita correttamente. Troverete nelle valutazioni anche questi aspetti negativi e quindi dei risultati di proiezioni e del fatto se il servizio utilizzato, implementato 360 porta questi benefici. Poi calato nel territorio e nell'analisi di ogni singola realtà ci sono dei problemi dati dal fatto che sono delle persone che utilizzano il servizio con del deficit di formazione piuttosto che di focus sul perché devono utilizzare la smart card piuttosto che la penna. Ecco, ci sono tutta una serie di cose che andremo a capire, ad analizzare su delle aziende campione. Questo è un fenomeno che scriveremo, valuteremo, accanto invece al fenomeno di digitalizzazione che invece vi portate in azienda con il progetto. Quindi leggeremo tutto questo in un'ottica di studio, di analisi rispetto a quello che vi siete portati in casa. Poi è ovvio che ogni realtà è diversa nel suo specifico. È un modello, tutto qui, ci aiuterà a fare delle proiezioni per riuscire a far vedere il Veneto cosa è riuscito a fare in questi anni, qual è il livello di digitalizzazione delle nostre aziende e come poterci presentare in Europa piuttosto che rispetto alle altre regioni della nazione, dell'Italia sostanzialmente.